E se dico il gruppo del Sella, sicuramente parlo di uno degli altipiani rocciosi più belli in assoluto delle Dolomiti. Partendo da Forcella Pordoi per una bellissima camminata all'interno di questo paradiso roccioso e raggiungere così il rifugio Boè. Poi il tratto più impegnativo, quei 300 metri all'incirca di dislivello su di un bellissimo sentiero per raggiungere i 3150 metri del Piz Boè e di Capanna di Fassa, per poi rientrare dal versante opposto nuovamente in Forcella Pordoi. Chiude questo cerchio meraviglioso, ciliegina sulla torta, una lunga discesa su di un sentiero ripido, franoso ma meraviglioso per riportarmi nuovamente al Passo Pordoi, ed è dove vi sto portando ora all'interno di questo mio nuovo video. E credo che bastino ben poche parole per descrivere il luogo dove mi trovo oggi. Quello che ho di fronte è una delle 7, 8, 10, 11 meraviglie del mondo, una delle meraviglie delle Dolomiti. Dai, semplifichiamo un po' la cosa, perché mi trovo sopra il grande massiccio del Sella, quella che viene identificata come la terrazza delle Dolomiti. Abbiamo il Piz Boè che questa mattina tiene il cappello, questa formazione nuvolosa che di norma viene definita come il cappello. Speriamo si possa liberare col passare delle ore. E dalla terrazza sulle Dolomiti, o il balcone sulle Dolomiti, dal rifugio Forcella Pordoi, inizio questa mia nuova giornata, inizio questo mio nuovo cammino all'interno di questo ambiente così straordinario, così immenso. Solamente roccia e cielo e basta. E di neve per essere quasi
a metà luglio lungo questi versanti ce n'è ancora parecchia, soprattutto lungo la linea di sentiero che sto seguendo ora. Ed ora proseguo in direzione del rifugio Boè, dopo aver lasciato la segnaletica della deviazione di sentiero dove sulla destra si sale in direzione del Piz Boè e di Capanna Fassa. Io invece tengo la sinistra per indicazioni precise per il rifugio Boè. Ambiente lunare dove ovviamente domina in maniera assoluta la roccia, la vera roccia di Dolomia. Tutti questi versanti, questi panorami che guardano verso questi altipiani rocciosi che sono impressionanti da vedere. Sopra di me sempre il Piz Boè e sempre col suo cappello di giornata. Invece all'orizzonte, come dicevo, spazi infiniti che si fermano praticamente dove inizia il cielo. E rimanendo sempre su ciò che è il panorama, che in questo contesto, a parte l'ambiente naturale stesso, la panoramica rimane quella che sicuramente attrae maggiormente l'attenzione. Pensate che da questo punto riesco a vedere senza tanti problemi, senza tanti ostacoli, il Catinaccio, l'Antermoia, la Val d'Uron, i denti di Terra Rossa, oltre che al Sasso Piatto e al Sasso Lungo.
Ed eccomi al rifugio Boè a 2871 metri da Forcella Pordoi, una tempistica che si aggira tranquillamente sull'oretta e mezza di una bellissima passeggiata in alta quota. E ciò che è importante da un punto di vista paesaggistico una volta raggiunto il rifugio Boè è quello di muoversi all'interno di questi pianori che lo circondano, prima ovviamente di sedersi a tavola e mangiare come Dio comanda, camminare all'interno, dicevo, di questi pianori per ammirare quelli che sono poi i nuovi panorami che si aprono all'interno di questi nuovi versanti, la Val Gardena e oltre anche la Val Badia, e tutto ciò che ovviamente questo altipiano di roccia riesce così a regalare all'istante. Ed ora, dopo un lauto pranzo qui al rifugio Boè, dai 2871 metri del rifugio stesso, una salita fino ai 3100 metri del Piz Boè. Ed è una salita che promette bene, perché il cappello che questa mattina praticamente ricopriva l'intera vetta del Piz Boè sembra ora essersi diradato nel cielo e darmi così l'opportunità di fare una bellissima salita, e con la speranza di una bellissima panoramica direttamente da Capanna di Fassa. E man mano che salgo, tutto ciò che mi lascio alle spalle raggiunge ovviamente una dimensione diversa, più ampia. Infatti dal rifugio Boè, tutto l'intero promontorio di questo versante del Sella, man mano che si sale ovviamente, non lo so, non servono parole per descrivere, ma solamente occhi per guardare. a 3152 metri il Piz Boè e Capanna di Fassa.
E di tutte le vette che si possono ammirare direttamente dal Piz Boé, ma anche dall'intero altipiano del Sella, ce n'è una di cui non me ne sono assolutamente dimenticato, perché il sipario, i riflettori, la luce migliore in questo momento va data a lei, alla regina, all'unica, alla Marmolada. Ed ora la fase di rientro. Lascio alle mie spalle il Piz Boé, capanna di Fassa, e inizio a scendere lungo questo sentiero roccioso che nel giro di un'oretta e forse anche meno mi riporterà nuovamente in direzione di Forcella Pordoi. E rispetto al sentiero che ho risalito prima direttamente dal rifugio Boé, in questo momento sto scendendo lungo questo sentiero che guarda verso il versante opposto di Capanna di Fassa. Questa è una discesa, come anche una salita, che in alcuni tratti impone alcuni cortini d'acciaio, scalette in ferro, quindi alcuni tratti attrezzati, un po' come è stata la salita dal versante opposto quando sono salito direttamente dal rifugio Boé. Niente di pericoloso, niente di cui preoccuparsi, solo da porre un po' di attenzione soprattutto in fase di discesa, perché si tratta di tratti abbastanza stretti, un po' franosi, ma andate via tranquillamente. E ancora un po' di sentiero roccioso prima di ritrovare nuovamente quegli ampi fazzoletti di neve praticamente che ho incrociato questa mattina appena partito da Forcella Pordoi. Ed ora parte finale con una bellissima, ripida e rocciosa discesa attraverso Forcella Pordoi per scendere direttamente al passo omonimo. Ed è una discesa molto ripida e soprattutto molto franosa, per cui da porre il giusto occhio di attenzione. Se avete i bastoncini ancora meglio, io da somaro non ce li ho con me, però guardate un po' cosa tengo sopra la mia cabeza.
E cosa non dire di questa giornata meravigliosa, che sia stata una giornata fantastica, indimenticabile, superlativa, ecco, fantastica, indimenticabile, superlativa e nulla rispetto a tutto quello che sono riuscito a vedere e a vivere in questa bellissima giornata d'estate all'interno di questo massiccio maestoso, imponente come quello del Sella. Quella del Sella è sicuramente un'avventura escursionistica come poche nel suo genere. È possibile da Forcella Pordoi in circa 3 ore di marcia raggiungere il versante opposto, quello più a nord che guarda verso la Val Gardena e il rifugio Pisciadù, per intenderci. È fattibile anche in giornata, però bisogna sempre partire in un orario abbastanza mattiniero perché il cammino è molto lungo, sebbene d'estate i sentieri siano praticamente quasi e completamente puliti dalla neve. Da un punto di vista tecnico è una giornata lunga e anche impegnativa, se magari non potrebbe sembrare. Si parte da Forcella Pordoi e indipendentemente dai due sensi di marcia che poi comunque sia da un versante che dall'altro conducono sempre in vetta del Piz Boé in Capanna di Fassa, il dislivello rimane tale. Io in questo caso, una volta lasciata Forcella Pordoi, sono salito leggermente su di una facile camminata per raggiungere il rifugio Boé e per poi direttamente da rifugio Boé salire direttamente in Capanna Fassa, quindi alla vetta del Piz Boé. Diciamo che farlo nel senso di marcia in cui l'ho fatto io, farlo in maniera opposta, quindi in quel senso in cui in questo caso sono sceso, non cambia assolutamente nulla da un punto di vista né di dislivello e nemmeno di impegno fisico.